d'altronde l'ospite è sacro. E poi capita, quando io inviti le persone a dormire, le prime volte possono avere un po' paura, sono abituati a stare con la mamma, e d'altronde qui nella camera dei bimbi io ho cercato di creare quante più situazioni di appeal e di serenità possibili per zio Frank. Zio Frank è una bambola quella di Lucrezia. No, zio Frank, io ti ho messo lì un cuscino con scritto ti voglio bene. Ci sta anche un bellissimo lavoretto fatto a Lucrezia. Sì, Questa è messo sta bambola. la porto via io, Frank, la porto. Mettiti a dormire. No, Frank, no, Frank, non sto ripetere perché no, Frank. Allora, se hai paura, ci sta la lucina quella di cortesia qui nella presa. Sì, che si aprono gli occhi. Una bambola di queste qua moderne e tecnologiche. Museale. Te la metti vicino e ti tiene compagnia come fosse una Bambola. mogliettina, la frecca. Allora, se hai paura, lì ci sta anche un piccolo peluche, poi qua abbiamo l'elefantino, abbiamo la tartaruga, abbiamo Hello Kitty che si dovrebbe bambola. Ecco Frank, io ti posso mettere questo, te lo metto sul comodino, perché guarda cambia tutti i colori, sì, perché questo qua per la notte se hai paura. Ma non chiamare, no, non si accende la bambola. Le mani si muovono, Frank, allora questo qua Frank lo puoi mettere. però è piccolo. Hai paura tu Frank? Hai una Frank, più grande, è piccolo. Non ne avevamo di più grandi perché per voi bimbi piccini ci sta. Poi è mora. È mora? È bionda, mora. No, questa ha preso. Hai preso la cosa per dormire ansiolitico. Mettiti questo qua sul comodino perché sennò c'hai paura. Se hai paura. E buonanotte, l'ospite è sacro. Ragazzi. Se poi è anche un pochino problematico. Una serata così è veramente. Finisce con la bambola. Viva la vita, ragazzi. Come fosse una bambola. Oh, come si riesce a fare? Oh. Vivere e sorridere, vivere e sperare, vivere e soffocare zio Frank dentro una stanza. Viva la vita. Ciao bambola.